A me piace sempre ricordare l'esempio di Marco Polo, il viaggiatore veneziano, no, per antonomasia. Vabbè, meglio adesso che no. Se la mia gondola fosse una macchina del tempo, dov'è che andresti? Raggiungere dei luoghi e percorrerli senza una meta precisa. Quindi spegnere Google Maps, Assolutamente. partire e via. cominciare a guardarla nel dettaglio. Ci sono persone che Venezia la vivono, poi ce ne sono altre che la studiano e la raccontano in maniera molto profonda. Per tutti lui è uno scrittore, un giornalista, ma per me è un amico e soprattutto è quello che si avvicina di più al Piero Angela di Venezia. Lì, su quella panchina, tra poco, assieme a me, ci sarà Alberto Toso Fei. Allora, Alberto, prima cosa, benvenuto. Grazie. Poi, la prima domanda me ne sono preparate un po' qua. So che per lavoro sei spesso fuori dalla città, ma quando rientri, cosa provi? Beh, provo un grandissimo piacere, questo è evidente, credo come tutti i veneziani. Abbiamo un elastico molto lungo, ma quando arriva il momento in cui tira, no, bisogna ritornare qui sempre. Da tornare a casa, Sì. forse. A me piace sempre ricordare l'esempio di Marco Polo. Marco Polo è il viaggiatore veneziano, no, per antonomasia. E mi piace parlare però di suo padre e suo zio, Matteo e Nicolò. Loro stanno via 9 anni nel Catai, tornano, se lo portano via che lui ha 16 anni e stanno via altri 24 anni. Complessivamente stanno via 33 anni da Venezia, eppure sono venezianissimi, chiaramente. E questa cosa è proprio così esemplificativa del nostro essere veneziani. Possiamo andare ovunque, per quanto tempo vogliamo, ma non perdiamo nulla della nostra venezianità e soprattutto alla fine qua dobbiamo tornare. Quindi ti senti un po' un Marco Polo moderno, Mi sento un cittadino del mondo, ma ma veneziano. veneziano. Poi vorrei chiederti, qual è la cosa non veneziana che hai imparato durante il tuo lavoro extra città? Allora, non so se è una cosa non veneziana. A me piace, sperimentare l'umanità, no, Ok, che si trova certo. oltre ogni confine ed è in fondo ciò che ci accomuna tutti, no, veneziani e non veneziani. Mi piace il senso di accoglienza di ogni diversità, mi piace il ritrovare qualcosa di me negli altri, mi piace, in quanto veneziano, il cercare, come appunto, tanto per citare di nuovo, faceva il Marco Polo di Calvino, però nelle città invisibili, di cercare un po' di Venezia in ogni dove, ecco, è un bellissimo esercizio. Ma secondo te noi siamo più o meno accoglienti rispetto agli altri? Noi Allo veneziani? È un tasto un po' dolente, nel senso che diciamo che ultimamente qua e là difettiamo, no, in accoglienza, ma è anche comprensibile, nel senso che siamo travolti e quando tu fai una festa nel tuo salotto e arrivano 600 persone invece delle 50 che avevi preventivato, qualche problema con come dire, col divano di nonna ce l'hai So, e quindi cominci insomma certo, in qualche modo ad avere qualche problema con le persone che entrano e continuano a entrare. certo. Un'altra domanda è, Venezia, oltre ad essere la tua città, è lo scenario dei tuoi libri. Ma ti è mai capitato di romanzarla troppo? Allora, per quanto riguarda i libri che raccontano storie veneziane, direi di no. Nel senso che per quanto fantastiche, apparentemente surreali, incredibili, ogni storia veneziana che arriva dalla tradizione orale ha un seme di verità, ma soprattutto è filologica. È così come i veneziani del passato l'hanno voluta creare e raccontare. Poi ho scritto e scrivo anche dei romanzi e in tal senso sì, certo, la città ne esce un po' romanzata, però, nello scrivere dei gialli, perché questo faccio, Ok, rispetto sempre la verità profonda di Venezia. I miei personaggi parlano in veneziano, sono leggibilissimi anche in italiano, si muovono in una Venezia reale, che quindi si dibatte nei problemi che Venezia ha e soprattutto, non tradisco mai la verità profonda della città, pur appunto romanzandola. beh, questo è molto importante. Alberto, ma se la mia gondola fosse una macchina del tempo, dov'è che andresti? E soprattutto, perché?
Allora, mi piacerebbe un bel viaggio nella Venezia del Cinquecento. 500, Innanzitutto ok. perché la tua gondola sarebbe colorata, non Che sarebbe nera. bello, un Sarebbe sogno, drappeggiata, un sarebbe sogno, un insomma, sarebbe sogno. molto diversa da come appare oggi. Avrebbe il felze ovviamente, quindi Bellissimo. sarei dentro a questa cabina meravigliosa col braccio appoggiato al finestrino, penso Ci di sto, ci poterlo sto, chiamare ci sto. così. E poi il Cinquecento veneziano è un secolo pazzesco, nel senso che è il secolo in cui Venezia in qualche modo ha uno sviluppo architettonico incredibile, no? Dal Ponte di Ponte di Rialto Rialto, alle certo. fabbriche, parte di Piazza San Marco che viene ridisegnata, il campanile stesso che viene Campanile, costruito come certo. lo conosciamo, insomma è un momento, e anche però sotto il profilo sociale, culturale. Venezia è la capitale del libro. Nel corso di quel secolo vengono stampati, no? E in questa città più della metà dei libri che vengono pubblicati in tutta Europa, ecco. Pazzesco. E quindi sarebbe, ecco, un momento di fortissima conoscenza, di grande stimolo e soprattutto la possibilità di vedere una città che oggi, per quanto noi la conosciamo storicamente, è inimmaginabile. Perfetto, dai, allora mi informo, vediamo se riesco So a... qua. E dopo la macchina del tempo, se potessi parlare con un fantasma di un personaggio veneziano, con chi parleresti? Una persona molto semplice in realtà, a cui è legata una leggenda che non si sa bene se sia una leggenda o meno, che è uno degli ultimi campanari ottocenteschi del campanile di San Marco. Ma con tutte queste persone proprio lui. Allora, lui c'è questa leggenda che dice che lui vende se stesso, vende il suo scheletro, Ok, lui era un uomo altissimo, sì. a un vecchio naturalista, pensando che il professore muoia prima di lui. Lui muore e il suo scheletro davvero finisce, secondo questa leggenda veneziana, nelle collezioni del professore. Noi oggi lo scheletro del campanario di San Marco ce l'abbiamo, è all'interno di una vetrina del Museo di Storia Naturale, quindi del Fontego dei Turchi. Ok, E ancora secondo la tradizione lui che di notte sale dai rintocchi di mezzanotte alla Marangona e così via, e poi chiede l'elemosina per poter ricomprare se stesso, perché è pentito di questo gesto. Allora, non si sa se è vero o meno, tutti sanno che quello esposto al Fontego dei Turchi è lo scheletro del ok. campanario di San Marco. Questo scheletro arriva nel 1923, i documenti che lo accompagnano raccontano che arriva da una collezione privata sconosciuta, e anche questo è molto veneziano. Se potessi incontrarlo gli chiederei perché ha deciso, certo per soldi, ma perché ha deciso di fare questo e poi sostanzialmente perché si è pentito, visto che poi i soldi li ha avuti, è morto e quindi lui Questa è una roba non ha molto curiosa. problemi non ne ha più. Ma tra tutte le storie di Venezia, ce n'è una che avresti preferito non conoscere mai? Ce n'è una particolare che riguarda Palazzo Grassi. Tempo fa tutte le ragazze che lavoravano a Palazzo Grassi si sentivano chiamare ognuna col proprio nome. E secondo una versione, sarebbe lo spirito di una ragazza che è morta nel palazzo ed è morta, insomma, per causa di un uomo Ok, e non aggiungiamo oltre. ok. Io come fa Tema delicato, tra io l'altro. come faccio sempre, quando mi imbatto in una leggenda, in una diceria, no, in una credenza, cerco sempre di, fare delle ricerche storiche Certo. e come faccio spesso vado per biblioteche e accadde, siamo diversi anni fa, accadde che andai alla Marciana e cercai un libro sulla famiglia Grassi che secondo me poteva darmi qualche elemento. E accadde che il libro non c'era più. Mi restituirono la scheda e mi dissero: "Guarda, Non non le è al suo credo. posto, probabilmente è stato mal riposto perché non c'è nessuna scheda, non è in restauro, non è in prestito e quindi lo troveremo al prossimo inventario, ci vorrà del tempo". Io con la mia scheda della Marciana esco, per chi è veneziano, ma anche per chi non è veneziano, sa che andare da San Marco fino alla Fondazione Querini son 5 minuti a piedi. Scarsi? Ritrovo lo stesso libro alla Fondazione Querini, compilo la scheda della fondazione, dopo qualche minuto la bibliotecaria esce, no, dal No, deposito e mi dice: "Questo libro non non c'è". te credo. E allora, come dire, non è che non avrei voluto conoscerla, però, ritengo in maniera, come dire, molto personale che lei non abbia voluto farsi conoscere e quindi rispettando i suoi voleri Hai chiuso la ho ricerca, interrotto la però ricerca. ti ha lasciato un po' di
Ma insomma sicuramente un sapore strano, Vero? no, e chissà davvero che cosa c'è dietro questa storia. C'è qualcosa, Alberto, che chi sta guardando questa intervista dovrebbe fare per capire meglio la città? Perderci, sì. Raggiungere dei luoghi e percorrerli senza una meta Quindi precisa. spegnere Google Map, Assolutamente, partire e e via. cominciare a guardarla nel dettaglio. Guardare una pietra, guardare una scritta, cercare il significato profondo di questa città all'interno dei tantissimi dettagli che ci portano sempre in un altrove, perché ricordiamolo che tutte le pietre che ci circondano sono tutte arrivate da un altrove. Non esiste una sola pietra di questa città che sia stata trovata qui. Tutta storia. Ecco, è tutto che arriva appunto da un qualche luogo. È bello ritrovare questi luoghi, queste storie, queste persone, questo passato nei dettagli. Perdetevi nei dettagli. Infatti un consiglio che io do sempre ai miei clienti è: chiudete Google Map e almeno Assolutamente. una giornata dedicatevela a questo. Perdetevi. Sono d'accordo, è la cosa migliore che si possa fare. Perfetto. Ultima domanda: se dovessi nascondere un tuo messaggio personale per il futuro della città, dove lo nasconderesti? Lo occulterei, tra le palificazioni di una qualche fondamenta di una ca o di un monumento veneziano. Dimmi il tuo posto, proprio il punto esatto. Magari Ah, dopo vado in cerca e lo trovo. guarda, forse sotto le palificazioni del Ponte di Rialto o della Chiesa della Salute, si dice che ci sia 1.000.000 di pali. Okay, Il fango della laguna, il fango delle barene e il legno degli alberi che vi sono piantati sono forse un attimo fa abbiam parlato di questa città che nel suo essere così naturale è totalmente artificiale, okay. no, sono la cosa più primigenia e naturale che sia mai esistita. E quindi occultare un messaggio per il futuro all'interno di ciò che origina questa città mi sembra la cosa più bella. Meraviglioso. Grazie. Alberto, io ti ringrazio profondamente per essere passato a trovarci e soprattutto in una città che è molto difficile da capire e non capiremo mai fino in fondo Per fortuna. e grazie al tuo lavoro incredibile ci aiuti in questa avventura che non finirà mai. E visto che sei passato adesso potremmo fare anche qualche contenuto assieme, che dici? Assolutamente volentieri e grazie a voi. Quindi rimanete connessi per i prossimi contenuti.